provare a mettere insieme, come abbiamo sempre detto, attori sociali, economici, culturali della città per recuperare un senso di fiducia e una prospettiva di futuro. In questa città che ha ragione si lamenta in continuazione in maniera assolutamente, voglio dire, giustificata e che rischia veramente la depressione, a noi sembrava assolutamente imprescindibile provare a mettere insieme tutti per ragionare in maniera positiva, per far diventare la disperazione speranza, per far diventare la sofferenza proposta di futuro e per provare a costruire un progetto che fosse alternativo all'attuale voglio dire, prospettiva IVA. A noi sembrava questo era l'obiettivo che avevamo in mente e per fare questo devo dire che abbiamo messo a rete in quei 2 mesi in cui mi sono occupato tutti, dalla Chiesa all'università, passando per il Politeccnico, tutti i paesi della provincia, il comune di Bari, altre città della Puglia, gli attori economici, sociali, culturali, la Camera di Commercio, insomma la città intera, ma vorrei dire la provincia intera, ha provato a ragionare insieme su una prospettiva di futuro. Purtroppo il Comune di Taranto e il sindaco nella fattispecie non ci ha assolutamente creduto e ha fatto di tutto per penalizzare questo percorso. La miopia e la stupidità politica che è fatta di antipatie, di percorsi, voglio dire, finalizzati solamente all'autoreferenzialità, non hanno consentito a questo percorso di andare avanti. Poteva essere un progetto interessante, intelligente, serio per la città, a prescindere, vorrei dire, dall'esito finale. Se ci fosse stata, voglio dire, l'accettazione di Taranto nella rosa sarebbe stato ovviamente un grandissimo risultato, ma a prescindere da quello era utile e importante recuperare fiducia e speranza, ridare prospettive di futuro a una comunità che sta soffrendo.